si chiama Mirador Amazzonico. Da questo luogo si apre tutta l'Amazzonia equatoriana e anche peruviana. È un luogo che ho scelto anche per realizzare un piccolo o grande progetto che inviti alla gente a contemplare questo spettacolo meraviglioso che è il verde tappeto dell'Amazzonia e che permette pensare, credo io, in colui che ha chiamato all'esistenza tutte queste cose. È un invito alla contemplazione dell'immensa e infinita bontà di Dio che ha creato queste meraviglie che l'uomo, che l'umanità dovrebbe coltivare, conservare e difendere con tutti i mezzi. L'umanità non distrugga quello che Dio ha creato per la vita e per la felicità degli uomini. Qui nessuno ha una nomina, a parte alcuni professori e qualche autorità. Tutti gli altri sussistono, vivono dell'habitat, dello che dà la natura, dello che possono avere e coltivare nei loro orti o forse anche qualcuno nei loro pascoli. In questa missione si è lavorato parecchio e si è fatto soprattutto un lavoro di trasformazione e pianificazione un po' di due aspetti molto importanti. Si sono cambiati i pasti con erbe molto nuove che permettono al bestiame di calpestare l'erba senza rovinarla e rendono anche molto di più. Anche il latte è molto migliore, rende di più. Un altro vantaggio enorme che abbiamo fatto nella missione è anche la questione delle piante. Abbiamo portato delle piante dal Centro America, abbiamo portato a Santo Domingo, qui vicino al centro dell'Ecuador, e da lì le abbiamo comprate e seminate qui. Questi vantaggi li vedremo fra qualche anno. Adesso ancora non si può vedere del tutto, però io penso che è anche un esempio agli altri, perché nella foresta amazzonica, nella nostra zona, nessuno ha seminato piante come noi. Qui ci sono circa 10 ettari di piante seminate, proprio una per una, dai ragazzi, proprio degli indigeni, del Shuar. Qui si buttano giù ogni anno una quantità grande come l'Austria nella foresta amazzonica. E chi semina? Gli unici che abbiamo seminato qui tante piante, sia qui nel prato, dove dicevano che non crescevano, sia anche nel bosco, dove c'è molta ombra. Noi siamo gli unici che abbiamo seminato. Poi dicono che i preti non fanno niente. Noi facciamo qualche cosa nel nostro piccolo con mezzi molto ridotti. Io per fare questo ho ricevuto circa 8.000 euro dalla Caritas italiana e dalla Caritas di Padova, che ci hanno aiutato a fare questo attraverso il vescovo Monsignor Pedro Gabrielli. Questo si è fatto un lavoro in questi ultimi 5 anni con i ragazzi soprattutto e con qualche operaio. Si è trasformato un po' la missione e adesso si può mantenere veramente un gruppo di ragazzi, si può mantenere un po' di gente, e un altro vantaggio è che si è insegnato a questi ragazzi, e poi quando loro andranno nei loro posti di lavoro, quando andranno nelle case, finiti gli studi, potranno anche loro fare la stessa cosa, perché hanno visto lavorare, hanno rinnovato i pasti, hanno messo nuove erbe, sanno come si fa. Così che non mi sono mai pentito di aver chiesto ed aver accettato di essere missionario. Destinato all'Equatore,
non ho mai sognato di tornare in Italia, di accomodarmi in qualche posto là, no. Sempre solo desiderato di stare con la mia gente, di continuare ad amarla, di continuare a servirla come sacerdote, e se posso fare qualcosa di meglio continuerò a farlo. Non posso chiudere questo mio intervento senza ricordare i tanti buoni cuori, le tante persone buone che in Italia, in Svizzera, in Germania, in Spagna mi hanno dato una mano forte. Grazie a loro ho potuto fare qualche cosa e l'ho fatto di cuore e l'ho fatto anche con rispetto ai donatori, le chiese, le scuole, gli ospedali. Ultimamente anche con l'aiuto della CEI ho rimesso a posto la parte dell'emergenza all'ospedale Quito di Mendes. Quello che ho fatto dall'inizio continuo a farlo, non solo quando ero vescovo, ma se posso continuo a farlo anche adesso che ho già un'età avanzata, in mezzo a tanti pericoli di cui uno tu hai la testimonianza più che chiara. Così che grazie per la tua bontà, per il tuo ascolto e per la tua buona volontà e capacità tecnica. Muchas gracias.